Lunedì 16 ottobre 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluno. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia messa in primo piano riguarda la campagna vaccinazione. Questo è il titolo: influenza, si parte, vaccini gratuiti a 72.000 bellunesi. La campagna dell'USD numero 1 Dolomiti è rivolta agli over 60 e ai pazienti fragili. Scendono in campo 152 tra medici di medicina generale e pediatri. L'approfondimento di Dalmas a pagina 11. E la foto di copertina invece ci porta a Longarone. Continuano gli eventi, le iniziative dedicate al 60° anniversario della tragedia del Vajont. Longarone, grazie Croce Rossine, ci avete aiutato a rinascere. Longarone ha detto grazie 60 anni dopo a chi nei giorni successivi al disastro del 9 ottobre 1963 si è prodigato per soccorrere e aiutare la popolazione. Da ieri la Croce Rossa italiana è cittadina onoraria di Longarone. L'approfondimento di Decol a pagina 12 e 13. Sedico, caduta fatale dalle scale, volontario muore a 51 anni, incidente a Mas, la vittima è Eddie Mane, aveva 51 anni, il Fiori Barp lo ha ricordato con un minuto di silenzio. L'approfondimento di Aliprandi a pagina 15. Al Pago i lupi scendono fino a Farra, assalto al gregge e pecore in fuga. I lupi scendono a valle e razziano un gregge a poche centinaia di metri dal centro del paese, 10 pecore uccise. L'approfondimento di Franceschini a pagina 15. A Limane invece si è svolta la tradizionale festa del miele. Il miele più buono è il Millefiori di Mirko Tancone, il Millefiori di montagna di Mirko Tancone, il miglior miele della provincia di Belluno. L'apicoltore di Canale d'Agordo ha vinto l'8ª edizione del concorso Limana Paese del Miele. 32 partecipanti con 38 campioni, di cui 26 millefiori, 9 monoflora e 3 melate. L'approfondimento di Ferico a pagina 17. Spazio anche allo sport, su questa prima pagina del Corriere delle Alpi. Dolomiti, parliamo di calcio di Serie D, cinquina e vetta solitaria, netto successo sul campo dell'Atletico Castagnato e primo posto. L'approfondimento di Dapoian da pagina 22 a pagina 24. Pallavolo Serie 3, esordio super per il Belluno, 3-0 al Cagliari e ancora 24 ore dominio del Quantin, ma i record non si battono. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia messa in primo piano riguarda lo sport bellunese. Dolomiti storica prima da sola. Nato nel 2021, il progetto della fusione mai si era trovato davanti a tutti. Ieri finalmente il risultato tanto atteso. La larga vittoria in Lombardia 3-5, la sconfitta del Mestre lanciano i bellunesi in vetta, unica squadra ancora imbattuta. La foto di copertina riguarda sempre lo sport, corsa su pista, senza rivali il team Alpenplus Barda Elda, 24 ore, record solo sfiorato il dominio del Quantin. Una 24 ore segnata dalla superiorità del GS Quantin Alpenplus Barda Elda e una corsa rosa con la burundese Naimana che solo per 48 metri, dopo un'ora di corsa, non ha infranto il record che nel 97 fu di Ornella Cadamuro. L'approfondimento di Cavalette da pagina 14 a pagina 15. Ancora dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, sono 57 le aquile del commercio bellunese, premi consegnati ieri a Longarone, sono storie di coraggio e sacrificio. Sedico, sfilata di moda per rilanciare il centro, una sfilata ad alta moda ieri per rilanciare il centro ed evidenziare le potenzialità che gli esercenti e i titolari dei vari esercizi di Sedico hanno. L'approfondimento di Pasuca, pagina 7. Agriturismi fra luce ed ombre, nel 2022 è andata a meglio. L'approfondimento di Fontanive a pagina 3. Anche il Gazzettino dedica spazio alla cittadinanza onoraria che il comune di Longarone ha dato alla Croce Rossa come un faro nel buio. L'approfondimento a pagina 5. Altri richiami di spalle dalla prima pagina: il personaggio, effetti visivi nel cinema, la stella è feltrina. Il feltrino Mauro Baldisserra, voce dell'Italia all'edizione 2023 della View Conference, l'evento di riferimento mondiale per il mondo degli effetti visivi, abbreviati con l'acronimo VFX, che ha sede a Torino. In questi giorni avrà anche una voce italiana e sarà proprio quella di Baldisserra, inserito con il suo progetto Sky Up Academy fra il gruppo di relatori internazionali che saranno presenti oggi nel capoluogo piemontese. Limana, la festa del miele, record di presenze. L'approfondimento a pagina 6.
Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno, addentriamoci al suo interno, proseguiremo poi con il Corriere delle Alpi. A pagina 2 la notizia ci porta a Longarone, premiati i maestri del commercio, 57 storie di coraggio e di sacrificio. Ieri la consegna alle Aquile d'Argento, d'Oro e di Diamante per i 25, 40 e 50 anni di attività. Benozzi, siete un patrimonio per il territorio. Doglioni, oggi più che mai avete valenza sociale. Chi sono? Il nome degli eroi che sfidano la grande distribuzione. Tutti i nomi, cognomi e luogo dove è presente la loro attività la troverete a pagina 2 del Gazzettino di Belluno. Sempre per quanto riguarda invece il turismo, siamo a pagina 3, la delusione degli agriturismi, un'estate peggiore rispetto a quella dell'anno scorso, Coldiretti partenza lenta dal meteo dei primi mesi, in caro la spesa dei clienti, gli italiani rimangono in media per 5 o 6 notti, gli stranieri soltanto 2 o 3. Il futuro è nelle attività collaterali, partecipazione all'attività e visite. E sempre in merito al turismo, nel bellunese l'inflazione spinge in alto i prezzi, ma Belluno meno, da un anno all'altro la crescita è soltanto del 5-3%. Ristoranti, pizzerie, bar e rosticcerie sono nelle prime 10, conti più elevati dell'8,1%. Continuiamo con pagina 5, notizia che ci porta nuovamente a Longarone, in questo caso il riconoscimento del comune di Belluno alla Croce Rossa. La Croce Rossa, un faro nel buio, 60° del Vajont. Longarone concede la cittadinanza onoraria all'associazione Sindaco Padrin, un contributo essenziale per la nascita e un motivo di speranza. Ed ecco la foto di gruppo che è stata scattata davanti allo storico palazzo che ospita il municipio del comune di Longarone. La testimonianza di una croce rossina, il presidente, un onore essere gli eredi di donne e uomini di allora. Continuiamo con l'associazione, la Gasparo, nuova presidente Fidapa, transizione verso le giovani, notizia in questo caso che ci porta nel capoluogo bellunese. E adesso invece la notizia che ci porta a Feltre, pagina 6, Mauro Baldissera, la voce italiana dell'informatica. Oggi l'esperto degli effetti visivi cinematografici sarà l'unico rappresentante nazionale al FUVX, evento che si terrà a Torino. Vediamo un primo piano appunto dell'artista Mauro Baldissera, notizia di cui abbiamo dato spazio leggendo la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Una notizia di spalle ci mantiene a Feltre, sbandieratori in piazza per la festa dei 40 anni, celebrato il Memorial Bruno Gorza, il pittore definito il padre del gruppo. Altre due notizie dal Feltrino, Arano di Piave, grande festa per l'arrivo di Don Giuseppe alla guida della parrocchiale appunto di Alano di Piave, e ancora la messa a Villa Paiera celebra il matrimonio delle parrocchie, che ha consacrato la fusione di 8 parrocchie cittadine sotto la guida di Don Angelo Balcon. Notizia quindi che riguarda la chiesa locale, in particolar modo quella della città di Feltre. Sedico, sfilata di moda per rilanciare il paese, il pomeriggio animato dalle passerelle dei commercianti d'abbigliamento con la collaborazione dei parrucchieri locali, una manifestazione molto affollata che è stata appoggiata dal comune. In piazza c'era anche il sindaco Stefano Deon. Non sono mancati momenti culinari e spettacoli che hanno lietato la giornata, ed ecco, per chi si sta guardando da Facebook o YouTube, alcuni scatti della passerella che è stata realizzata proprio nel cuore del paese di Sedico. Arsie, Fiera delle Anime numero 357, tanta gente ma pochi affari. Limana, Fiera del Miele, i migliori apicoltori bellunesi a concorso. La rassegna organizzata dalla Proloco e dal Comune ha ottenuto un gran successo. Cortina d'Ampezzo, il progetto Permafrost e la bicicletta estrema fanno volare l'estate, bilancio positivo a oltre 3.200 metri di quota, dove la società Tofana SRL ospita anche una stazione di studio sui ghiacci. Mario Vascellari soddisfatto della stagione e orgoglioso del team di studio sul clima. Sempre da Cortina, pista olimpica da bob, Italia Nostra è contraria, mano a mano che i giorni passano cresce la confusione e le ipotesi sono sempre più varie. Auronzo di Cadore, Desmonteada, grande festa per il ritorno degli alpeggi. Il sindaco Vecceglio, Galeno, ringrazio tutti, questo è l'appuntamento degli auronzani.
Questa dunque è l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi ed entriamoci immediatamente all'interno delle notizie riferite al territorio bellunese. La prima la troviamo a pagina 11, influenze in campo, 152 medici e pediatri, vaccini gratuiti per 72.000 bellunesi. Al via la campagna dell'USL numero 1 riservata agli over 60 e soggetti con patologie croniche. L'azienda ha acquistato 45.299 dosi. L'azienda sanitaria cerca farmacie, i centri vaccinali partiranno a novembre. Questa è la campagna vaccinale anti-influenzale. Dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta si potrà appunto chiedere il vaccino, ma anche nelle farmacie aderenti del territorio, presso le strutture ospedaliere e le strutture sociosanitarie per dipendenti ed agenti ospiti, e ancora nei centri vaccinali, ovvero al CVP Salce, al centro prelievi di Feltre, agli ambulatori vaccinali di Pieve di Cadore e Agordo, sedute di recupero. Possibile somministrare il vaccino anti-Covid-19 nella medesima seduta, doppia somministrazione. E adesso anche il Corriere delle Alpi a pagina 12 dedica spazio alla cittadinanza onoraria alla Croce Rossa italiana data dal comune di Longarone. Il grazie di padrina alle Croce Rossine, ci avete aiutato a rinascere. Ieri mattina il conferimento della cittadinanza onoraria, il sindaco fondamentale, la gestione della raccolta fondi. Ed ecco alcuni scatti delle Croce Rossine che hanno sfilato sulla via principale del comune di Longarone e il momento della consegna della cittadinanza onoraria. Italia Luigia, un ritorno a casa, oggi non potevo mancare. Bellunese intervenne con la Croce Rossa, poi si trasferì in Sicilia. Sostenevamo i superstiti che strazio il riconoscimento delle vittime. La viva voce di chi c'era e ha assistito i feriti e superstiti del Vajont. Italia Luigia De Zorzi, bellunese d'origine ma siciliana di adozione, oggi ha 87 anni. Nel 63 era una giovane infermiera volontaria della Croce Rossa di Belluno. Allora il gruppo bellunese era piccolo, poco più di una dozzina di membri, non aveva l'organizzazione di oggi. Sono passati 60 anni, racconta, ma il ricordo del Vajont e i giorni successivi è ancora indelebile. Noi, sorelle della Croce Rossa, ricordiamo ancora tutti i particolari di quei giorni. Il nostro compito era quello di dare assistenza ai superstiti, che purtroppo non erano molti. Tutte le persone salvate, alcune in condizioni terribili, con ferite gravi, erano state ammassate in una villa di Safforza. Il primo obiettivo era quello del conforto a coloro che avevano perso tutto e tutti, dando per esempio un calmante per far riuscire a dormire le persone. Un docufilm importante per trasmettere la memoria, proiettato ieri mattina al Cinema Italia, Il dovere del ricordo, realizzato con il nostro giornale, in questo caso si parla del Corriere delle Alpi. Commozione e apprezzamento dal pubblico presente, va portato in tutte le scuole, anche in questo caso alcuni scatti del docufilm proiettato ieri al Cinema Italia. Parole a parola incuria, via dalla legge, l'approvazione si avvicina, via la parola incuria dalla legge del Vajont. Dopo la trasferta del presidente Mattarella a Longarone, Erto e Casso, prende sempre più corpo l'ipotesi di una rapida modifica della norma del 2011 che istituisce la giornata della memoria contro ogni disastro provocato dall'uomo. Continuiamo con pagina 15, lutto nella comunità di Sedico, caduta fatale dalle scale di casa. Eddie Mane se n'è andato a 51 anni. Era volontario e guardalinee del Fioribarp, che ieri lo ha ricordato con un minuto di raccoglimento. Quando era giovane girava sempre in bicicletta con un pallone dentro una borsa di plastica in cerca di qualcuno con cui improvvisare una partitella. Immancabilmente il campo da calcio si riempiva di ragazzi che si divertivano un mondo a giocare insieme. E questo è un ricordo che rimarrà nei cuori degli abitanti di Sedico, che ieri mattina hanno saputo della tragica scomparsa di Eddie Mane. Nato il 21 dicembre del 71, Mane è morto per le conseguenze di una caduta dalle scale avvenuta in casa nella frazione di Mas di Sedico, vicino alla chiesa, dove abitava da solo con il papà dopo la scomparsa della madre avvenuta diversi anni fa. La notizia della morte di Eddie Mane è subito rimbalzata nella chat dei dirigenti del Fioribarp, la squadra di calcio del paese dove Mane si è impegnato su più fronti per tanti anni, e la sua improvvisa scomparsa ha rattristato profondamente tutti quelli che lo avevano conosciuto. Lutto anche in Val di Zoldo, è morto Fronda, ex vice sindaco e presidente della Proloco. Adesso, sempre in questa pagina, una notizia che ci porta in Alpago. I lupi scendono a Farra e assaltano un gregge, molte pecore disperse. Alcuni scatti delle pecore di Sebastiano Fulli, uccise da un branco di lupi l'altra notte a Farra d'Alpago, vicino al cimitero di San Vigilio.
Siamo a pagina 16, Confcommercio, commercio premia 57 nuovi maestri, siete un presidio per la montagna, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Continuiamo invece con pagina 17 con l'approfondimento del Corriere delle Alpi, come quello trovato anche nell'edizione del Gazzettino, riferito alla festa del miele svoltasi questo fine settimana a Limana. 3 stelle al Mille Fiori di Tancon e il miglior miele del Bellunese. Hanno partecipato 32 produttori con 38 campioni, tanta gente ieri in paese per la tradizionale festa. Siamo a Feltre, 8 parrocchie affidate a Don Angelo, il vescovo sapranno essere sorelle, messa di benvenuto a Villa Paiera con una folta partecipazione dei fedeli della Forania di Feltre. E sempre in merito alla chiesa locale, Don Bertino emozionato dall'anno, per me gioia e responsabilità. Notizie che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Rimaniamo nel Feltrino, una fiumana di visitatori alla Fiera delle Anime, ottimo il giro di affari per i 200 espositori. Paese affollato di persone fin dal mattino, pienone al pomeriggio, presi d'assalto anche i diversi stand gastronomici gestiti dai volontari. La festa, emozione e sorrisi per le vecchie glorie al 40° compleanno degli sbandieratori di Feltre. Siamo arrivati alla rubrica Cultura e Società di pagina 20, tutte le troppe volte in cui il cinema è morto per poi rinascere più forte e migliore di prima. Nel libro di Beatrice Fiorentino, critica e delegata SIC, le trasformazioni di un'arte bollata come invenzione senza futuro. Dalla rubrica Giorno e Notte, dal circo alla danza contemporanea, 3 super spettacoli al Teatro Comunale. Primo appuntamento il 4 novembre con Machine der Cirque Show, il 13 gennaio Ballade, ad aprile L'Uccello di Fuoco. Tutti gli approfondimenti a firma di Raffaele Ruffini li troverete a pagina 21. Altre notizie brevi, mostra lezioni incontro per ricordare Don Milani, l'appuntamento oggi alle Gabelli in Sala Bianchi, Valle di Cadore, 7 film con il Ciner Forum, il via con un premio Oscar. L'appuntamento è per giovedì 19. E adesso lo sport, come sempre l'edizione del lunedì è ricca di notizie sportive. Incominciamo con il successo della Serie D, successo ovviamente per quanto riguarda la squadra bellunese, la Dolomiti Bellunesi, Castagnato e vino spumante, la Dolomiti festeggia il primato. I bellunesi vincono in Lombardia con le doppiette di Nunic e Biancheri, mentre il Mestre perde in casa del Treviso. Quarta vittoria di fila per la squadra di Zanini, a segno anche Perez per il provvisorio 1-1. Alex Cossalter sbaglia un calcio di rigore nei minuti finali, disattenzione in difesa. Calcio di eccellenza, il Cavarzano si scopre generoso, il Calvinoale salva il suo scalpo, i giallorossi vanno in doppio vantaggio con Paier e Fiabane, poi regalano un rigore. Primo tempo dominato ma non è sufficiente, gli ospiti pareggiano allo scadere, 2-2 tra Cavarzano e Calvinoale. Altri risultati per il calcio di promozione, 4-0 tra Alpago Città di Paese, per la prima categoria 2-2 tra Sanfior Schiara. Calcio ancora di promozione, 3-1 tra Borgo Valbelluna Union Pro e ancora prima categoria 2-0 tra Cima Piave e Fiori Barp. Calcio di promozione 0-4 tra Longarone Alpina e Robeganese, 0-0 per la prima categoria tra Cappella Maggiore e Lentiai. Per la seconda categoria altri risultati che interessano le squadre bellunesi, Sois Comelico 0-3, Fulgolfarra Juventina Mugnai 3-1, 3-1 tra Castion Pedavena, 1-2 tra Ponte Alpi San Michele Salsa, 1-2 tra Sarme de Nogaret, 1-3 tra Sospirolese e Cardignano, 1-0 tra Arsier Plavis. Per la terza categoria 1-4 tra Lamonese e Gemelle, 1-1 tra Domegge Alpercesio, 0-2 tra Gordina San Vittore, 1-0 tra Dinamo Piave, 6-0 tra Valzoldana Cadore, 2-3 tra Tambre Fortogna, 4-2 tra Auronzo Cortina. Calcio giovanile, Under 19, Nazionale D, 1-2 tra Dolomiti Veronesi Bassano, Under 19 regionale Girone F, 0-0 tra Vazzola Cavarzano, 2-1 tra Europeo Cessalto Rimana, 2-1 tra Ponzano Alpago, 1-3 tra San Vendemiano Ponte Alpi. Per l'Under 19 femminile Serie A, Dolomiti Veronesi Venezia 0-5. Calcio giovanile Under 17, 2-2 tra Pro Venezia Dolomiti Veronesi, 0-4 tra Cavarzano Villorba, 2-1 tra Alpago San Donà, 2-2 tra Juventina Mugnai Ponzano. Under 16, 7-0 tra Dolomiti Veronesi Favaro 1948, Under 15, 3-4 tra Dolomiti Veronesi Liventina Opitergina, 1-0 tra Villorba Cavarzano, 0-2 tra Liventina Opitergina Alpago. Per gli Under 14, 13-1 tra Montebelluna e Dolomiti Bellunesi.
Tanti risultati anche per i campionati CSI e Carnico, eccoli qui: 2-4 tra Cantine Riunite e Bellunese Calcio, 2-1 tra Cralfarrese e Plavis, 1-1 tra Farrentina Team Stramal, 0-3 tra San Vittore Le Ville, 3-1 tra Sottocastello Chies, 1-3 tra Sovramonte Sedico, 4-1 tra Virtus Nemeggio Soccer, 1-1 tra Barla Sosta Buonatavola, 1-1 tra Niccia Willis Bar, 2-0 tra Pizzeria Salinas Domegge, 0-2 tra Plavis Veterani La Valle, 3-1 tra Team Stramal e Cavarzano. Campionato Carnico, 1-1 tra Sappada Stella Azzurra, 1-2 tra Team Acleulis e San Pietro. E dal calcio alla pallavolo Serie A3, altro successo per la squadra bellunese, debutto vincente per il Belluno, il Rinoceronti incornano il Cagliari. Il team di Colussi in un'ora e mezza atterra i sardi, conquistando i primi 3 punti davanti ai 500 spettatori della Spes Arena. 3-0 il risultato finale tra Belluno Volley e Cus Cagliari. Pallavolo Coppa Veneto femminile, Feltre vince il derby e va al secondo turno, 3-0 tra Feltre e Home Click SB0. Ora testa al campionato, a Limana solo un set, Cappella troppo forte, timore per Deon, 3-1 tra Cappella SCP Limana. Rugby, il Feltre beffato all'ultimo assalto, la matricola Rovato passa di un punto, gli uomini di Bergamo creano molto gioco, ma la formazione bresciana si dimostra in giornata, 21-22 tra Feltre e Rovato. La 24 di San Martino, Quantin, triste della squadra Pontalpina, il gruppo sportivo ha staccato di 40 km il Run Like a Amauri e di 60 gli alpini, oro individuale per Magri e Naimana. Sempre in merito alla 24 ore San Martino, Magri, risultato ottimo e abbondante, quasi 1 chilometro in più nel 2019, Fiabane, Team Rosa, brave le ragazze. E a pagina 39 troverete tutti i risultati con la classifica finale a squadre, le migliori donne e i migliori uomini. E ancora la classifica ora per ora della 24 ore San Martino, l'approfondimento a pagina 40. Continuiamo con il basket, Serie DR1, Feltre, serata di gran galà, super vittoria contro il Motta. Basket Serie DR1 ancora, il Valbelluna si impegna, però alla fine si arrende all'esperienza del Resana. Ciclismo, la Veneto Classic a Formolo, spettacolo da Mel a Bassano. Corsa in montagna, Valscura Trail, la coppia Barattini e Campigotto è senza rivali. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, cielo poco nuvoloso per passaggi di velature, precipitazioni assenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.